Chiedo scusa. Volevo gentilmente, se lei mi dava una risposta. Cioè... No, aspetta. Vabbè, certamente. Volevo semplicemente una risposta da lei, nel senso, chi avanza dei soldi, che non c'è lavoro, a chi dobbiamo rivolgersi? Un attimo. Seconda cosa, un mese fa è arrivato un assegno che mi hanno praticamente ritornato indietro, che avevo pagato in più di una ditta di Piove di Sacco. Vado in banca e mi dicono che non posso cambiarlo perché non ho un conto corrente, un deposito di conto corrente. Bene, dico, cosa devo fare? Cos'è che dovevo fare in questo momento che loro mi dicono tu non hai il conto corrente in banca, noi non possiamo pagare l'assegno? A chi li denuncio che non ne fanno niente? Loro mi sbattono fuori addirittura, loro dicono lei non è il correntista. Adesso ti faccio rispondere da una persona che io conosco che ha avuto la stessa identica cosa. Eccolo qua. Ho avuto lo stesso problema e ho chiamato i carabinieri.